ieri ho chiamato Salvatore Architravo, super espertone, un nipote Mario Trevi. Buongiorno Salvatore, buongiorno. Buongiorno a tutti gli ascoltatori. Allora, Salvatore, io ho già parlato con l'autore che sei ancora vivo, perché parliamo di un pezzo dell'88, giusto? Sì, è dell'88 nell'album Gianni Celeste volume 4 della Sea Music. Ecco, allora uno degli autori è F. D'Agostino, l'altro è S. Di Pietro. Dovrebbe essere Salvatore Di Pietro. Ecco, ma non sappiamo neanche se sono napoletani? Purtroppo non sono riuscito a trovare informazioni, addirittura nel catalogo della SIAE non sono riuscito a trovare informazioni. Senti, ma secondo te sono napoletani questi due, F. D'Agostino? Così lanciamo un appello, F. D'Agostino, S. Allora, Di Pietro. D'Agostino conosco Vincenzo, che ha collaborato per tanti anni con Gigi D'Alessio, però non so se è un caso di omonimia o c'è qualche parentela. Un errore. Un errore. Vabbè, io lo chiedo ai nostri ascoltatori. Intanto poi dopo proveremo a contattare la casa discografica che ha lanciato quest'album nel 1988. Una curiosità, lo dico per tutti i fan di Mario Trevi, c'è un filo sottile che lega Gianni Celeste a Mario Trevi. Qual è, Salvatore? Allora, raccontiamo. Gianni Celeste, come anche detto nell'intervista che ha avuto su Repubblica ieri, è sempre stato un ammiratore di nonno, perché lo seguiva nelle feste di piazza a Catania, di nonno come di D'Alessio e di D'Angelo. Infatti Celeste ha inciso, penso, una buona parte della discografia degli anni 70. No, ma devo andarmi a risentire, perché io lo conosco con pezzi. L'infermiera di notte era suo? Sì. No, c'era un pezzo che io ho passato qualche anno fa che mi faceva schiattare anche dalle risate, perché poi lui no, vabbè, perché lui, diciamo la verità, è sempre un po' tra il trash e il il pop. Quel filo sottile proprio. L'infermiera di notte, a me faceva morire che la canzone L'infermiera di notte, perché senza te sono a vela stracciata. Senza te sono a vela stracciata. Insomma, voglio dire, veramente parliamo di un altro grande del genere pop trash. Allora dopo magari ti richiamo, facciamo la ricerca insieme, perché in questo caso il testo avrebbe dovuto scriverlo F. D'Agostino, giusto? F. D'Agostino, e la musica dovrebbe essere di S. Di Pietro. No, però io voglio sbagliato però io voglio parlare con F. D'Agostino, perché a Isma dice stu Gabbiano Roveret, Succeret, è diventato un San Francesco degli anni '80. Sì, bravo, io ho già capito proprio da chi ha scritto il testo, stu Gabbiano Rosteve, se è ancora vivo, se possiamo andare a portarle un fiore. Grazie, a dopo, torniamo tra poco.